Onda. Sì? Dovremmo essere in onda? Siamo in onda? Siamo in onda, sì, Ci sì. vedono i nostri amici? Controlliamo Penso un di sì. po', vediamo un po' se sono in onda anche i nostri amici, vediamo un po', concentriamoci. Vediamo cari amici. Sì, siamo in onda, cara Lille, siamo in onda con i nostri amici che fra un po' ci troveranno. Vediamo un po'. Sì, siamo in onda, cara Lille, siamo in onda con i nostri... voilà, Sì, 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 si sente il ritorno. ritorno della diretta, sì. Perfetto, cari amici, siamo qui. Adesso metto un po' il lì. Benissimo, allora salutiamo i nostri amici che vengono a farci compagnia e ai quali faremo compagnia con le nostre sibille, con il tuo pendolino soprattutto, visto che sono Certo. ospite da te. Cioè, Ilde, ma dimmi un po', hai lì praticamente sotto mano il circuito che abbiamo fatto? Certo, del rilascio emozionale, lo mostro, anche se ormai la mia stampante sta ultimando il toner, dunque non è più proprio vividissimo il nero, ma comunque questo è il circuito, è stato ideato apposta per voi e per rilasciare le emozioni tossiche che spesso purtroppo danno veramente qualche problema a livello di somatizzazione. Abbiamo già due amici che salutano, Iena, ciao, buon pomeriggio, e anche a Simona Coletta, buon pomeriggio. Ciao Silvana Coletta, ciao Allora, Iena. sappiate che questo circuito che ho mostrato comunque è un circuito gratuito che trovate nel gruppo Facebook. Allora, alcuni circuiti a colori rispondono a una domanda di Iena, Marietto, che ci chiede se i circuiti a colori possono essere stampati anche in bianco e nero. La maggior parte dei circuiti a colori sì, Sì, non danno problematiche, ma ce ne sono alcuni, come per esempio quello per la melatonina, che ha esatto, due esatto. colori, che invece è importante che venga fatto a colori. Dunque, nella maggior parte dei Esattissimo. casi non darà problemi se li stampate in bianco e nero, come per Il esempio tutti i nostro no, ad circuiti. esempio, il nostro Esatto, universale. come anche i circuiti che abbiamo fatto, ti ricordi Marietto, per riallineare, riequilibrare i chakra, anche loro Sì, se li stampate in bianco e nero non danno certo, certo, problemi, non c'è però nessun tipo di problema. Quelli, ma ad esempio quelli della melatonina no, devono essere assolutamente in quei colori, sì, sì. Altre domandine prima di benissimo. iniziare? No, vedo però già Che una domanda di domandine? Sara. Bene, Ci vediamo chiede un se è po'. possibile sapere i bovis della sua anima gemella che ha in questa incarnazione. Bella domandina, e subito Allora, partiamo. 18 dicembre 71, intanto abbiamo la scia energetica di Sara. Sì. Allora, prima di tutto inizierei con la scala di coscienza di Hawkins. La vedete? Aspetta un po'. È Voilà. un po' più in qua, più Aspetta, verso destra. così? Ok, perfetto, così è proprio Aspetta. inquadrata bene. E siamo sulla buona volontà. Allora, l'anima gemella della Sara Angius è sulla buona volontà e a 4310. Buona Buono, misura di questa scala. Certo, buono sì, cavoli. è favorevole direi, sì sì, Sì, e adesso guardiamo sta subito i dando da Bovis. fare. Esatto, vediamo un po' i Bovis. Vediamo un po'. I suoi Bovis sono circa sui 10.000 abbondanti. Sì, direi Ottimo, 10.000. Sì, sì, ottimo, direi sì. un'ottima anima gemella, bene. E come minimo la Sara sarà allo stesso livello, se non 11.500 molto probabilmente. Come minimo. Sì, direi che è così, Sara. Sì, 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 andiamo Sì, molto il bene. margine comunque importante lo ribadiamo quando vogliamo verificare la compatibilità. La cosa importante è che il margine di scarto non sia superiore ai 2000 bovis. In quel caso potrebbero esserci delle difficoltà per armonizzare
le due parti della coppia. Questo. Sì, 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 sì. Allora, vediamoci una domanda di Giada. Ciao Giada, 25 dicembre ciao. 76, se posso, vorrei sapere il mio grado di coscienza. Andiamo subito con questi gradi di coscienza. Voilà. Usiamo sempre scale di coscienza di Hawkins. Bene. Aspetta. Sara, 25 dicembre 76. Giada, 25 dicembre 76, sì. Neutralità, è sul 250 neutralità. È comunque un buon valore. Eh sì, certo, altro che, caspita. È anche bello deciso perché sento il pendolino che tira bene. Sì, 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 sì. Porca paletta, sì, sì, molto bene, buona. Ci sono altre domande oppure? Vediamo se qualcun altro chiede per quel quadrante. No, non mi sembra di vedere altre Saluto richieste su Kiwi, quel saluto quadrante. Perla. Nessuno vuole fare domande? C'è un'altra domanda di Luna Argentata. Sì. Lei si chiama Valentina, 14 aprile 86. Arriverà l'amore? Bene, adesso vediamo un po'. Prima faccio così, poi dopo mi dai una mano tu con le tue super sibille e fai una Sì, bella certo. scandagliatina, una bella radiografia, bella fine. Adesso vediamo un po'. E voilà. Luna argentata, 14. Sì, Valentina, 14 aprile 86. Sì. Beh, il pendolino, insomma, è un po' un diesel, questo pendolino qui, un po' un diesel. Si mette un po' tanto a scaldare, però direi che alla fine, beh, è anche giovane, quindi sì, direi di sì. È un sì deciso dopo. Vediamo anche cosa dicono le sibille. Sì, Mm. magari non subito, visto quanto ci ha messo ad andare sul sì, ma poi è un bel sì. Sì, sì, un bel sì deciso, corposo. Allora, mi raccomando, quando scrivete le domande, il vostro nome e la vostra data è una domanda precisa, ok? Così non abbiamo difficoltà a raccogliere la scia energetica e a dare la risposta con la chiave di lettura giusta. Vediamo dunque l'amore per Valentina. Diciamo che sembra che una cosa sia finita di recente, non è tantissimo, c'è la fine di una storia che forse o riguardava l'ambiente di lavoro, oppure una persona che comunque aveva un ruolo particolare, oppure che era molto concentrata sul lavoro. Abbiamo comunque la fortuna, dunque per quanto riguarda il suo esito, e sì, però è vero che ci sono dei contrasti, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine avrai anche più di una scelta, più di un'opzione. Allora, abbiamo un'altra domanda di nuovo con la scala di coscienza. Dimmi Perla che tutto. ci chiede, intanto 2 agosto 74, ci chiede la scala di coscienza per lei e i suoi bovis. Allora, di Perla, Mhm. vediamo la Perla, 74. Allora, la strecoscienza è sulla neutralità, 250, che è già un bel viaggiare. Bene, abbiamo detto che è un ottimo valore, visto che partiamo da infamia, cose Mm, negativissime, dunque. voilà. E adesso vediamo i bovis. Un po' il bovis. Voilà. Aspettate che rilascio il pendolino che entra bene in sintonia.
2 agosto 74, Perla. Ma la Perla non scherza. Guarda. È sugli 11-12 mila la Perla adesso. Fantastico. Sì, Perla. Sì, sugli 11-12 mila tranquilla. È brava la Ottimo. nostra Perla. Allora, Sì, abbiamo andiamo anche, bene. sì, abbiamo Antonella che ci chiede se può fare una domanda a cui non abbiamo dato risposta mercoledì. Certo, molto volentieri. Allora, riguardava il lavoro, una comunicazione che dovrebbe arrivare se mi soddisfa. 3 dicembre 62. E poi c'è un complimento di Simona, grazie. Grazie Simona. E a me niente complimenti. Vabbè, vai. No, dice che mando una luce particolare, una bellissima energia. Va bene. Allora, vediamo un po', riguardava rifammi la domanda, Ilde, scusa? Certo, allora attende riguarda il lavoro, una comunicazione che dovrebbe arrivarle, vuole sapere se la soddisferà. Il 3 dicembre 62, Antonella. Mi sembra proprio che questa comunicazione di lavoro sarà un po' controcorrente, un po' fioca. Prova, Ilde, fammi Vediamo, cortesia, dagli do uno sguardo anch'io. sì, è proprio qualcosina leggero, ma non è proprio dalla parte giusta. Allora, vediamo per Antonella, la comunicazione. Beh, l'attesa c'è e il pensiero c'è, dunque già. Ma in effetti con questa partenza Sospiri e Vedovo non mi sembra granché, però è come se ci fosse una chiusura, una comunicazione, però devo dire che le carte che seguono sono molto più incoraggianti e parlano appunto di possibilità di altri colloqui e altri scambi, dunque è probabile che non sia la notizia definitiva, almeno quella che riceverai, però non la vedo molto positiva, almeno subito, dopo poi si vedrà, probabilmente subito non proprio bellissima. Allora, abbiamo un'altra richiesta per la scala di coscienza di Giuseppina. Vuole sapere anche lei? Vediamo un po'. Giuseppina, 18 febbraio 53. Giuseppina Panizzo, Sulla coscienza 310, Ma della buona volontà. Buona volontà. Ilde, se viene a seguire noi, certamente buona volontà c'è. Bene, molto bene. Allora, Simona ha bilanciato subito i Ha pesi, dice che raddrizzato il tiro, apprezzava molto il tuo. perdonate. La tua pillola. Grazie Simona, se no poi dopo scherzo, no, il Marietto è bravissimo. Allora, dice Antonella che è un cambio mansione sul lavoro per 104, non lo vedo adesso. Allora, dalle carte che ho visto direi che la faccenda si allontana, non è Anch'io. adesso il cambio mansione. Non è proprio positivo. No, devi fare qualche altro colloquio e disturbare ancora qualcuno.
Credo che tu debba chiedere l'intercessione di un'amica, da quello che vedevo. Bene, allora, qualche altra domanda? Forza, siete timidi oggi. C'è qualche coraggioso che vuol fare qualche domanda? Sì. Allora, ci manca il nome però della Kata. Non ho capito. C'è uno che fa una domanda ma manca il nome. Ah, Kata. Sì, sai, Kata, abbiamo bisogno del tuo nome, altrimenti solo la data non basta e anche questo nickname non ci aiuta. Catarina. Ah, Ah, ecco bene, Kata. Ok. certo. Vediamo un po', Hai visto? 6 agosto 64. La miseria, Kata, ma non scherza mica. Guarda. Il- Wow, Siamo sulla ragione, sulla scala 400. ottimo. Qualcuno ha fatto un bel percorso. Sì, anche quasi sull'amore. Sì, Kata. Beh, il 64 è una bella nata, Non perché Chissà anche come sul mai lo dici, 64. Noi del 64 siamo sempre quelli di una volta. Già. Allora, la Simona chiede cos'è la scala di coscienza. La scala di coscienza diciamo, nasce da uno studio che ha fatto appunto questo dottor Hawkins si intende una scala con valori di natura esponenziale, cioè non è ogni valore corrisponde a una, diciamo, un'elevazione alla potenza per quello che sono i contrappesi, diciamo così, di coscienza. Vale a dire che ha verificato che esistono una grandissima fetta di persone che purtroppo sosta su fasce di coscienza basse a livello vibratorio, ma che altre persone che hanno invece un livello di coscienza molto elevato controbilanciano anche un gran numero di queste persone ed è qui che si trova il valore di tipo esponenziale, che però sono sicura che in termine scientifico si dice in un altro modo, in questo momento mi sfugge, spero che comunque il concetto sia stato afferrato. Ad ogni modo fa capire su quale frequenza di coscienza siamo sintonizzati. E dunque, insomma, dice se per esempio siamo orientati sull'odio, sul risentimento, sulla rabbia, sulla paura, oppure se siamo invece già a un certo grado di sviluppo dove questo tipo di frequenze sono state lasciate alle spalle, sono state elaborate, ed ecco che già risaliamo la china a partire dal coraggio, no? Poi c'è la neutralità, la buona volontà e così via. Si va salendo fino al grado di illuminazione. Ovviamente il grado di illuminazione è una scala, è un valore altissimo e sono pochi quelli che lo raggiungono, ma quei pochi possono controbilanciare milioni di individui. Ecco, questo più o meno è il significato e il senso della scala di coscienza. Ah, chiede Antonella se è possibile guardare anche per lei la scala di coscienza, visto che Scusami, ci puoi siamo. ripetere? Ti ripeto la sua data, 3 dicembre 62. Bene. Miseria, ma è altissima sta. Siamo su amore e gioia, su amore, dall'amore alla gioia, è passata su come un missile. Mi fermo perché Ottimo, Antonella, complimenti. complimenti, sì, non si fermava più. Eh sì, bene, molto bene. E
Ilde, Che vuoi dire raccontare Marietto, qualcosa? qua li vedo timidini, Ilde, sono vuoi un po' raccontare qualche timidi. nuova o qualche tua idea di qualche progetto futuro? Sì, è un progetto che nasce dall'osservazione di condizioni generali, no? E di quello che succede nel nostro lavoro, quando parliamo o ascoltiamo le persone e ci rendiamo conto che nonostante tanti sforzi che alcune persone compiano, poi fanno fatica a risalire la china. E devo dire che abbiamo in mente di creare una community, una comunità ehm, che prevede appunto alcuni, come dire, alcuni servizi che noi presteremo a questa comunità, tra cui quello di una pulizia settimanale. E per pulizia non si intende soltanto ripulire da entità e cose negative che possono dar fastidio, ma è una pulizia ad ampio spettro che viene fatta radiestesicamente e che lavora su tantissimi, tantissimi punti e che dà degli ottimi risultati. E da lì in poi, insomma, si lavora non solo su frequenze, vibrazioni, ma anche su quello che è scritto nelle nostre cellule, nel nostro subconscio, si vanno a rimuovere i programmi depotenzianti, si vanno a rimuovere anche legami con l'albero genealogico, dunque non che non si faccia più parte di quella famiglia, ma sicuramente si rimuovono le ereditarietà a livello occulto di quella famiglia e praticamente sì, insomma, sono tantissimi, talmente tanti punti che elencarli sarebbe veramente lungo, forse magari anche noioso, però il nostro progetto è quello l'avete capito, noi spesso, soprattutto anche Marietto, parla sempre di muoversi in anticipo, non aspettare che le cose arrivino al tracollo, ma se si lavora sempre con costanza per propiziare o mantenere tutto in ordine e pulito, abbiamo della vita al meglio che la vita ci può offrire. Dunque il nostro progetto è proprio questo, quello di prenderci cura della nostra comunità, tenere sempre tutto in ordine, tutto pulito e ovviamente offrire una serie di servizi o pacchetti, ma quello base sicuramente è quello di tenere sempre tutto in ordine e pulito a livello vibratorio, sotto ogni aspetto veramente. Mi farò poi una scaletta quando presenteremo il progetto, vi dirò punto per punto tutte le cose che terremo puliti per voi, la vostra casa, i vostri animali domestici. Dunque diciamo che questo è l'obiettivo principe, quello appunto di fare in modo di muoversi in anticipo invece di Sui tempi che aspettare. verranno, sì, sui tempi che Sì, sì, verranno. sì, sì, in ogni senso, perché quando siamo allineati sulle vibrazioni giuste, è come se alcune cose escano dal nostro radar, no? Perché ognuno di noi viene poi nella vita portato esattamente in base alla sua vibrazione, no? E sta e si trova lì dove la sua vibrazione lo porta, dove lo portano i suoi pensieri, dove lo portano le sue emozioni. Dunque se i nostri pensieri e le nostre emozioni sono in ordine, è chiaro che ci andiamo a trovare in situazioni decisamente migliori rispetto a quello che sarebbe se non fosse tutto a posto. Dunque questo è il nostro progetto, abbiamo intenzione di impegnarci in questo modo e tenervi sempre puliti, Ma Ilde, puliti ho e un'altra domanda un po' a sì. trabocchetto che ti voglio fare, perché ci Mm. tenevo a sapere il tuo pensiero, perché non so se oggi hai sentito la pillola che ho fatto a riguardo a quel caso che mi è successo 15 anni fa più o meno, quando ho avuto quella signora che appunto aveva fatto fare da quell'esoterista quel lavoro un po' particolare per far ritornare un tipo che poi era un pochettino Sì. naif, cioè naif sono ancora elegante, era un po' un narciso egoista. Mi puoi Mm. spiegare meglio, così che magari tu io magari sai sono un po' grossolano non sono un poeta del linguaggio, ma tu che sei più Allora, io una ricordo Dante. questo caso perché ne avevamo parlato, ma non è il solo, noi ne vediamo tanti Sì, ne così. abbiam parlati anni fa, Allora, mi ricordo, sì, quando, sì. quando si rivolgono a noi alcune persone perché magari hanno perso
o la persona che amano se n'è andata, e ovviamente subiscono, come dire, il colpo, no? Perché l'essere abbandonati credo che sia una delle ferite peggiori che possiamo ricevere per quanto riguarda poi la sfera dei sentimenti, chiaramente. Tradimento, abbandono sono dolorosi. Dunque, cosa succede però? Cosa si innesca nelle persone abbandonate? Che ovviamente se anche magari non avevano più un particolare sentimento intenso nei confronti della persona che avevano accanto, però l'abbandono, così come gli oggetti e tutto ciò che noi comunque è nostro e ci viene tolto, crea attaccamento. Ora cosa succede anche? Che dipende poi sempre dal soggetto con cui eravamo in relazione, può anche essere che quel soggetto se ne sia andato perché a un certo punto, oltre magari a non avere mai avuto veramente intenzioni simili alle nostre, può anche essere che quelle intenzioni erano molto ben mascherate e alla lunga la recita non ha retto, cioè il peso di recitare una parte che non gli apparteneva era diventato troppo grande. Dunque è vero che a noi manca una figura, manca una persona, ma spesso manca una proiezione che noi facciamo, perché vediamo delle cose che in realtà quella persona non era in quella persona, cioè quella persona presta il volto all'idea che avevamo noi dell'uomo o della donna giuste per noi. Dunque quando se ne va lascia un vuoto e ovviamente oltre a soffrire tantissimo vediamo e ricamiamo delle cose su questa persona, vedendola meglio di quella che era nella realtà. Quando ovviamente ci si rivolge a un esoterista, l'esoterista, come per esempio Marietto, come per esempio la sottoscritta, guarda per prima cosa se quella persona era la persona giusta, perché vi ricordo che sprecare energie, tempo e struggersi per la persona sbagliata, già il fatto che ci si strugga un dubbio ce lo dovrebbe porre, però capisco che può succedere, succede e dunque noi non stiamo a giudicare quello, però è chiaro che la prima cosa che guardiamo è se era la persona giusta e 9,5 volte su 10 non era la persona giusta, dunque vi avvisiamo, ve lo diciamo. Poi però succede che magari voi lo stesso volete quella persona lì. E allora commissionate un lavoro e ovviamente se l'esoterista che ve lo fa è valido vi riporta indietro la persona, ma attenzione, non vi può portare indietro l'illusione, vi porta indietro la persona che aveva già calato la maschera e dunque poi quando torna, magari non torna più smielato come era all'inizio quando vi doveva corteggiare e vi doveva conquistare, non sarà più quella persona lì, perché in realtà quella persona lì non c'era mai stata, era un ruolo, una parte che recitava perché magari gli piace o le piace recitare la parte così, come dire, la persona giusta, la persona perfetta. In realtà, come ripeto, è un peso portare una maschera così tanto tempo e recitare un ruolo per tanto tempo. Dunque torna ma è se stesso. E dunque a quel punto magari non è come vi piaceva, perché a piacervi era la proiezione che avevate voi della persona ideale. Dunque questo succede. Succede che quando tornano quelli che sono veramente e l'esoterista valido ve lo dice, ma potresti investire invece che far tornare questa persona, investire per te stessa, per te stesso, per avvicinare la persona giusta. Perché purtroppo queste persone che hanno uno scopo, una funzione nella nostra vita, è motivo per cui Dio ce le manda, ma la loro funzione non era quella di camminarci accanto sempre, era quella di mostrare alcuni aspetti, alcune cose su cui noi dobbiamo ancora lavorare, come può essere anche quella di attirare un certo tipo di soggetti, che è il motivo per cui noi dobbiamo lavorare. Ma il nostro compito, la nostra funzione è accettare l'insegnamento e lasciare andare. Questo è più che altro il discorso che facevamo col Marietto e che speriamo tantissimo voi comprendiate. Certo, diversa è la faccenda se era la persona giusta, ma una serie di complicanze, cose negative, incomprensioni, ostacoli vi hanno allontanato, allora assolutamente
siamo i primi a dirvi no, perché la persona giusta merita ogni sacrificio, se possibile, per averla accanto, perché è quella che ci innalza poi alla lunga. È con questa persona che facciamo l'altro pezzo di crescita spirituale. Mi correggi, No, va Marietto? bene, va bene. La prossima volta faccio farti la pillola, poi ci metti su come le L'ho appena fatta, guarda. Ma adesso rispondiamo anche alla Sara, perché ha fatto una bellissima domanda Sì. e leggi un po' la Sara e dopo guardiamo subito la Simonetta che ha chiesto per il suo grado di La coscienza. la Ma scala vorrei di coscienza, sì. Allora Sara, può essere che questa persona, magari è in una fase in cui ha lavorato, ed è lì che ti aspetta che tu la raggiunga, perché generalmente ci si trova più o meno sulla stessa strada. Però l'importante è che sia, appunto uno scarto ragionevole. Probabilmente se è con te magari avrete qualche difficoltà di comprensione a due vibrazioni diverse. Se non è ancora con te, appena anche tu continuerai il tuo lavoro e sì, aumenterai su questa scala, immancabilmente incontrerai questa persona. sì, esatto, proprio così. Spero di aver risposto Comunque, anche a Sara. comunque ricordatevi che io ho visto gente a 14.004 scendere a 2005 perché si è giocato in questa vita tutto quello che si poteva giocare. È nato fortunato, ha avuto subito un bellissimo matrimonio, a livello materiale era super e poi dopo purtroppo l'avidità la ingordigia, l'ha preso e al posto di giocarsi bene tutta la quello che si era guadagnato nella vita prima, nelle vite precedenti, se l'è giocato e nella prossima vita sarà di un basso astrale. Quindi non è detto che se uno è a 14.004, che praticamente infatti la sua vita era tutto in discesa, aveva tutto dalla vita questa signora, però purtroppo ha fatto degli errori di ingordigia, di avidità e quello che era prima un sole è diventato una luna. Ecco, solo per dire, no, che non è detto che uno che nasca altissimo di Bovis poi il tenga sempre, ecco, questo è Certo, importante mantenere i sapere. bovis è un nostro compito, mantenere e Esatto, possibilmente crescere. Ed è il discorso di continuare, il lavoro su di sé, non ci si deve mai sedere sugli allori, perché quello è il più grosso scivolone che possiamo compiere nella nostra vita. Noi dobbiamo sempre, sempre fare il lavoro. È un motivo per cui col progetto lo teniamo sempre in ordine. Comunque, bene, allora vediamo allora la scala di coscienza per Simona, 4 sì, agosto 65. va bene, perché sono già le 4:01 e Sì, 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 ma ormai l'abbiamo detto, lo guardiamo. è sulla Simonetta, adesso come adesso, è sulla neutralità Bene. e sta andando verso la buona volontà, è lì a pelo. Proprio filo, 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 filo. Dai via, 10 dirette ancora con noi, promossa, via. E Infatti sale. no, sto scherzando, non sto cercando di corrompere nessuno. Era una battutaccia No, delle mie perché siamo arrivati alle 4, però voglio dire, sapete che il maledetto veneziano non si fa corrompere, ha le orecchie grosse come un topo gigio. Se però a Simonetta porta un caffè macchiato, non si sa mai perché c'è sempre il Dante, ecco. Non tira fuori la Oh, ciabatta, Hilde, non non tira fuori la cia hai lì la non tira ciabatta, fuori la Hilde? ciabatta. Falla vedere, falla vedere. Quando minaccio i miei gatti che fanno i monelli, gli mostro la ciabatta, scappano, No, hanno no, paura della ciabatta. sapete che la Hilde quando le sparo grossi tira fuori la ciabatta, Marietto. Mh. Va bene cari amici, beh, penso che adesso Hilde? Sì, sì. Cosa pensi che Allora noi diamo loro appuntamento lunedì sera nel gruppo, Magici Arcieri Bertoldini, che anche se sarà Pasquetta noi ci saremo, noi ci noi ci siam saremo dimenticati di sempre. Ah, e non ricordagli anche possiamo del muro, ci siam sempre. Come? ricordagli del muro. Scusami? Del muro di fuoco intorno all'Italia. Ah, sì è vero, ma combinazione hai detto 2 volte non passano quasi più macchine, ma tu hai parlato 2 volte, 2 volte è passato qualcuno.
Ok, il muro di fuoco questa sera alle 21 e tutte le sere alle 21. Ne abbiamo bisogno e ringrazio tantissimo tutti i partecipanti di questo progetto perché effettivamente stiamo contribuendo bene. Poi ci sarà la diretta sul mio canale YouTube martedì sera alle 20:30, mercoledì alle 20:30 sul canale del Marietto e si salta a venerdì sul mio canale di nuovo e così via, ma tanto Sì, poi ve li ricordatevi ricordiamo. però che al mercoledì sera sono sempre supportato, coadiuvato da Hildegarda, il doppietta. Va bene. Ok, possiamo chiudere, Hilda, e salutiamo i nostri Sì, amici. un abbraccio a tutti Un abbraccio. e a presto, grazie per la Ciao, vostra ciao, 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 compagnia. ciao. Ciao.